Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie, noi siamo Filo Diretto con una trasmissione basata per quanto riguarda l'argomento del nuovo codice della strada. Oggi abbiamo con noi in diretta, come avete già visto mezz'ora fa nella programmazione appena finita, il presidente dell'Automobile Club Padania e poi nella seconda parte l'architetto Arturo Calligaro, che come professionista parlerà di tutto ciò che consegue le formazioni, le costruzioni, eccetera, e soprattutto, essendo un essere politico, un personaggio molto importante politico del nostro club, ci darà tutte le informazioni con tutto quello che sta capitando e darà anche indicazioni per poter risolvere. Noi siamo comunque un'associazione di ufficio rapporti sociali con uno sportello al servizio del cittadino a Nole, in via Volvera 3. Noi siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 a Nole per fare servizi che riguardano i cittadini che richiedono per patronato, sulle pensioni. Ogni giorno ci sono novità e anche grosse novità, reversibilità, riconteggi, domande varie. Poi abbiamo sulle ragioni sociali con i cittadini che non sanno come risolvere problemi riguardanti l'emergenza abitativa, le ACT, i bonus vari per poter usufruire di agevolazioni, problemi legali sulle informazioni per vertenze civili, penali, sociali, amministrative, e poi abbiamo anche soluzioni per problemi condominiali, problemi riguardanti vertenze, visure, registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi vari. Ogni giorno ci sono novità e noi, ringraziando questa Radio Libertà che consente a noi al sabato dalle 11 a mezzogiorno di essere a vostra disposizione, abbiamo con noi un gruppo di volontari professionisti che ci danno le informazioni e le soluzioni. Per informarci potete chiamare il 328 0715 232 e noi vi daremo tutte le indicazioni, oppure mandare delle email uff rapporti sociali @libero.it, oppure chiamare la radio, se riuscite a trovare libero, 02 92 94 7222, oppure inviare dei messaggi 340 67 09 659. Per qualunque cosa, vi raccomando, c'è la nostra Seva che vi darà tutte le indicazioni e le informazioni. Adesso inizieremo il programma, visto che il tempo vola, con appunto il segretario presidente dell'Automobile Club Padania, perché ci sono grosse novità, caro Claudio, riguardanti per esempio l'abolizione del bollo auto dal 1° luglio, dove una scadenza che può fare la differenza, chi si muove in tempo evita il pagamento del bollo auto, ma bisogna seguire questa rigorosa procedura prima che sia troppo tardi, così tu lo puoi spiegare bene, perché dicendo che dal 1° luglio sono in vigore importanti novità che solo tu puoi spiegare, e puoi spiegare anche ai cittadini perché l'esonero va richiesto espressamente presso l'ACI e non presso la nostra associazione, la mia e la tua soprattutto. Oppure le auto elettriche, che sono auto anche loro, hanno l'esenzione del bollo auto che dipende dalle regioni, quindi tu puoi spiegare quella Lombardia e quella del Piemonte che vale solo per un certo tipo di veicoli, oppure cosa pagano le auto che hanno più di 30 anni, per quale motivo, come devono fare, come si devono comportare, perché la cifra è di 25,82
per quanto riguarda il bollo, oppure 10,33 per quanto riguarda le moto. E poi, Claudio, hai anche da dire e spiegare bene, per il tuo compito, che se io parcheggio la macchina vicino al mio posteggio mi tolgono 6 punti in meno della patente e mi danno pure la multa cosmica, perché non posso posteggiare davanti a casa mia. Certo, sono varie notizie, Claudio, ma chi meglio di te può spiegare? Oltretutto, Claudio, quando le spieghi tutte e quattro con calma, intanto hai tempo più di 20 minuti, spiega anche come rivolgersi a te, che assicurazioni abbiamo noi che danno soddisfazione, perché c'è una crisi, Claudio, c'è gente che continua a chiamarmi in ufficio perché le nostre assicurazioni non mantengono fede a quello che promettono a te. Tu spiega bene com'è e perché conviene a iscriversi al nostro club e non andare in giro. A te, Claudio, grazie per aver accettato l'invito e sono stato contento di averti visto, anche se è presto, però la mattinata è quella giusta. Vai, Claudio, ciao. Sì, buongiorno. Sì, qui sono le 6 del mattino, quindi diciamo che è stata un po' una levataccia stamattina, ma lo si fa con un piacere immenso. Hai tirato fuori 4 argomenti belli, altro che 20 minuti, ci vogliono giorni per raccontare un po' tutto. Partiamo dai vantaggi, allora partiamo dal sotto, ok? Assicurazioni, sì, hai ragione. E noi abbiamo delle convenzioni con vari broker, con diverse assicurazioni che non voglio pubblicizzare assolutamente, non voglio dare a nessuno i nominativi li conoscono i soci e gli iscritti, quindi mi raccomando. Nel caso scrivete a me personalmente, claudiolipodio@gmail.com, oppure scrivete a Luigi e insieme vi diamo i riferimenti su come iscrivervi alla nostra associazione, quindi all'ACP, al Registro Padano Veicoli Storici, e darvi poi tutte le convenzioni che ci sono. Vero è che le compagnie assicurative cambiano, sono dei camaleonti. Il camaleonte cambia il colore, loro cambiano le condizioni, anche senza dirlo, decidono non più soltanto se un modello. Una volta c'erano tutti i veicoli dai 20 ai 29 anni, no? Oppure oltre 30 anni. Poi hanno fatto un periodo dove dicevano alcuni modelli sì, alcuni modelli no. Quindi trovavi compagnie assicurative che non assicuravano la 500, per esempio, ai tempi, qualche anno fa. Se te lo ricorderai anche tu, Luigi. E poi ci siamo trovati nel momento come adesso dove non si sa perché certi sì e certi no. Non sappiamo il perché. Simpatia, persona, vanno a verificare il tasso di incidenti della persona, ormai con le ricerche telematiche che possono fare loro, possono andare a vedere persino se avete fatto gli esami del sangue il mese scorso o un anno fa, tra un po'. E ci troviamo nella condizione dove la stessa macchina, lo stesso tipologia o più o meno gli stessi anni di macchina vengono assicurate tranquillamente e altre non vengono assicurate. Purtroppo non dipende dalla nostra convenzione, dalle nostre convenzioni, non dipende nemmeno a volte dal broker che lavora con noi, perché ormai anche loro hanno dei sistemi automatici, quindi quando fate l'iscrizione da noi, avete il numero di tessera, il certificato. Ecco, un'altra cosa importantissima per velocizzare ed eliminare, brutta cosa da dire, perdonatemela se potete, abbiamo dovuto eliminare la carta, quindi avete tutto in digitale, a volte in tempo reale, perché se c'è il momento dove ci sono due ragazze che si supportano in ufficio al lavoro, diciamo, l'inserimento dati, ok, degli iscritti della settimana, molte volte abbiamo fatto l'invio via WhatsApp anche nel giro di un'ora l'iscrizione,
perché con questi se non c'è questo numero, i broker o chi fa le polizze di assicurazione per voi, non per voi soci, per voi iscritti, lo fanno quando hanno tutta la documentazione completa, perché sennò il sistema telematico che loro usano per l'inserimento, che è collegato con le varie assicurazioni direttamente, non fa accedere, non fa andare avanti. Quindi quando loro hanno tutta la documentazione completa, quindi la tessera, il certificato, il versamento della quota, eccetera, no, il versamento probabilmente no, viene fatto dopo, una volta che tutta la pratica è completa. Una volta che tutti i documenti ci sono, loro riescono ad avere una risposta. Non dipende neanche da loro, Luigi, perché molte volte capita che loro fanno l'inserimento tranquillamente e la polizza viene negata e anche loro non sanno il perché. E questa è una roba che oggi diventa quasi ingestibile con molte compagnie assicurative. Per quello che siamo sempre in cerca di nuove operatività, di nuove convenzioni, di nuovi accordi, proprio perché sono cambiati i prezzi, sono aumentati un po' i prezzi, sono cambiate le garanzie, è un periodo un po' strano anche in questo settore, devo dire la verità. Ci sono delle difficoltà importanti nel poter dare la continuità a tanti servizi che prima li davamo ormai per scontati. Oggi invece si fa fatica anche a dire l'assicurazione costa 100 euro o 150 euro. Una volta lo potevamo dire tranquillamente. Facevamo le nostre 3-4 mila polizze per i nostri, non noi, i soci facevano le loro polizze ed erano tutti super tranquilli. Oggi hai ragione anche tu, è un po' difficoltoso e non si sa dare una forma a questa difficoltà. Questo è per noi un grosso problema, ma non solo per noi, è un po' per tutti, un po' per tutto il settore. Quindi speriamo di riuscire a rivederlo stabile, ecco, per i soci, perché è molto importante. Luigi. Sì, pronto, sì, no, ti sto ascoltando, però siccome i temi sono parecchi e ci vuole poco per spiegare, per esempio perché le auto elettriche, che sono auto anche loro, il bollo per esempio in certe regioni non lo devono pagare, oppure chi è, come pagano quelle che hanno più di 30 anni, però per pagare una certa cifra devono essere associate presso un altro gruppo. Ma per quale motivo? La macchina è la macchina, che sia un 1000 di cilindrata, che sia un 10.000 di cilindrata, fa sempre la stessa strada, usa la stessa benzina e deve essere sempre patentata allo stesso modo. Non ci sono variazioni. È questo che mi fa arrabbiare. Quindi tutta sta roba continuano da noi tutti i giorni a venire, Claudio, e mi dicono lo so, immagino. prima voleva 200, adesso vuole 300, poi non mi dicono niente, ma non è vero, ma qui ma là. Allora noi i cittadini cosa dobbiamo dire? Come ci regoliamo? Io non è che posso diventare un padre eterno o regalargli o fare chissà che roba. Noi dobbiamo essere chiari, spieghiamo, diciamo e leggiamo. Quello che io ti sto dicendo è nero su bianco, non c'è niente di inventato. Perché quando ti chiedono di andare presso l'ACI, perché devo andare all'ACI quando io ho la macchina, anche che se non è all'ACI, quando sono per strada, se sono nella ZTL, le corsie riservate, mi becco le multe. Se vado sul rosso prendo le multe. Se vado in incidente pago i danni. Allora, scusa, o siamo tutti uguali o c'è qualcosa che non quadra. È questo che mi fa, perché poi voglio da Arturo politicamente una risposta politica seria, pesante, perché la gente, Claudio, vengono da noi a Nole per reclamare, non per vantaggiarsi, per reclamare. E io ne ho basta a 90 anni di sentire gente che viene a reclamare cose che non devono reclamare, sono diritti. Sei convinto o no che sono diritti e non doveri? Guarda, ma Luigi, stavi parlando delle auto elettriche.
In Italia, a parte, non entro so che abbiamo anche chi è molto fan nel nostro gruppo del mondo molto fan, ma in modo intelligente, da buon ingegnere, con il mondo delle auto elettriche. Sappiamo benissimo che, come l'abbiamo capito tutti, che è un mondo un po' falso. Infatti adesso, avendo visto che non riescono a obbligare i cittadini, ma che questo mercato è in declino, perché tutte le case automobilistiche europee che avevano puntato sull'elettrico stanno saltando una dopo l'altra. E purtroppo per loro. E adesso l'Europa sta cercando di obbligare i grandi parchi di noleggio auto dal 2030, mi sembra dal 2027, ad avere tutto il parco a noleggio elettrico. Vi sfido a essere qua in Brasile a trovare una colonnina dove attaccare l'auto elettrica noleggiata in aeroporto. È un'altra cosa che non ha nessun senso. Probabilmente la tenteranno in Europa, ma non sarà possibile. Parlando invece dell'esenzione per i veicoli elettrici, è vero che ci sono delle disparità. Uno, sono date anche in Italia dal numero dei veicoli, perché ci sono regioni dove ancora stanno ridendo, non l'istituto politico regionale, ma la gente che vive in quella regione sta ancora ridendo quando gli è stato detto dal 2030 dovete avere le auto elettriche. Sono quelli che oggi stanno, tra virgolette, riciclando come auto usate, regalate, le auto che in Lombardia e in Piemonte non possono più circolare, figuriamoci se pensano all'elettrico. È vero, ci sono degli incentivi, 5 anni di esenzione dal bollo per le auto elettriche in tutta Italia, tranne in Lombardia e in Piemonte, che chi ha la possibilità di comprarsi un'auto elettrica ha un'esenzione del bollo a vita, quindi non paga il bollo per tutta la vita, quindi il suo bollo viene compensato per tutta la vita del veicolo. In alcuni casi corrisponde esattamente ai 5 anni, perché dopo 5 anni devi cambiare la batteria magari, e il costo della batteria costa più dell'automobile intera, il costo della sostituzione della batteria, perché di queste cose qui parlano in pochi. Io ho fatto un'indagine con un amico, con un collaboratore, abbiamo visto che il cambio, sai che a Torino c'è stato il momento dove volevano o hanno iniziato a costruire le 500, oltre alle Abarth c'era anche una parte che faceva le 500 elettriche, e sostituire il pacco batteria di quella 500 costava 18.000 euro. Dopo X anni la batteria da sostituire, oppure dopo un incidente banale magari che rovina la batteria da sostituire, e se non si è incendiata la macchina, e il pacco batteria costava 18.500 euro, se non mi sbaglio. Quindi pensate un po' chi può permettersi di fare una roba del genere. C'è un video pazzesco di un possessore di un altro veicolo famoso, che quando gli è stato detto che cambiare la batteria costava 40.000 euro, 30.000 euro, in una nazione, non in Italia, l'ha riempita di esplosivo, e su internet c'è il video di quando lui fa saltare in aria la sua macchina. Ci sono poi tante cose che non ci raccontano delle auto, del mondo dell'elettrico, perché non ne conosciamo. Il motore termico difficilmente verrà rimpiazzato totalmente, non è possibile. Ci sono case tipo Toyota, che hanno fatto un buon lavoro sulle ibride, quindi motore termico elettrico. Prima lo facevano solo con i motori a benzina, adesso lo stanno facendo anche con i motori diesel, che secondo me sono possono essere un vantaggio maggiore, perché i filtri che si possono mettere ormai hanno dimostrato che anche le ultime auto che escono dallo scarico, volendo possono uscire soltanto gocce d'acqua, quindi anche il problema dell'inquinamento dato dalle automobili potrebbe essere facilmente risolto.
e se solo si volesse davvero. Se ci fosse in Europa ci fossero in Europa un gruppo di persone idonee a pensare in modo ragionevole. Ma qui non Parlavi è di questione Milano e di della Europa, Lombardia. Claudio, Milano e non è Lombardia. questione di Europa, Claudio. Sì. Stiamo parlando di cose, ma o io forse non so più leggere. Le auto elettriche dice esenzione dal bollo auto dipende dalla regione. Tanto sabato Sì. prossimo ti chiamo anche l'ingegnere Cudia, il quale è un maestro in queste cose. Allora, qui dice Sì. che ci sono delle eccezioni. In Lombardia, Piemonte, l'esonero vale per tutta la vita del veicolo. Sì, Per le l'ho ibridi detto prima. invece l'agevolazione è stata ridotta, si parla di una riduzione del 50% per i primi 3 anni senza proroghe riviste. Quindi le altre regioni, per quanto riguarda consultare il sito dell'amministrazione regionale competente, bisogna ricordare che per chi non presenta l'istanza entro i termini previsti, il bollo resta da pagare a tariffa piena, auto elettrica. Quindi io a Torino no, tu a Napoli la devi pagare il bollo, cioè forse non vi sto spiegando di cosa voglio dire. Se l'auto elettrica a Torino è stessa elettrica a Napoli o no? Allora perché io a Napoli devo pagare il bollo e a Torino no? La macchina è quella, cioè io forse sto dicendo cose che non si capisce, chiedo scusa, ma sto dicendo cose che sono scritte. Bisogna ricordare che per chi non presenta l'istanza, quindi dobbiamo spiegare a chi viene da noi tutte queste cose, ma Claudio, scusa, non è che siamo dei geni, noi facciamo che riportare ciò che viene scritto, ma chi lo scrive è in grado di scrivere le cose giuste, capisce cosa scrive, sa cosa scrive, e questo è il punto di vista. Ecco perché ti ho fatto 3-4 domande, Luigi, è perché molto sono semplice. importanti. Chi meglio di te come segretario e presidente dell'Automobile Club Pagaia può dare spiegazioni? Le vivi queste cose qui. Quindi, come Certo. dire, cosa pagano le auto che hanno più di 30 anni? E vagliene a spiegare. Quante ne abbiamo da noi iscritte? Decine, ecco, più di 30 anni. E anche lì ogni giorno dobbiamo spiegare. Vai Claudio, c'è ancora 2 minuti, vai. Sono tra 2 anni, sono 30 anni che ACP è in piedi, sì, è una delle associazioni più antiche in Italia per quanto riguarda la conservazione del patrimonio storico. C'ha 30 anni, tra 2 anni, nel 2027 avrà 30 anni. Eh sì. Esatto. Abbiamo voluto un po' di federalismo, se la posso mettere in questo modo, e quel po' di federalismo le regioni l'hanno usato subito, quel po' che possono utilizzare l'hanno usato per differenziarsi dove potevano. E mentre in Lombardia e in Piemonte l'esonero è per tutta la vita delle auto elettriche, in altre regioni è 5 anni o 3 anni. Per le ibride c'è una riduzione del 50% del bollo per 3 anni. Per me questo è un assurdo, perché le ibride che vanno a batteria sotto i 50 km/h, che hanno una diminuzione sostanziale dell'inquinamento, dovrebbero essere premiate quanto le elettriche, se non ancora di più, perché creano molte ibride, sono plug-in, che si autoricaricano, quindi non hanno neanche bisogno della colonnina, quindi creano un danno economico al comune se lo mettiamo come costruzione di un'infrastruttura inferiore. Quindi in teoria le ibride, quindi quelle con motore termico ed elettrico, dovrebbero essere premiate di più, secondo il mio punto di vista personale, da appassionato di automobili più che da tecnico esperto. La logica è sempre economica, Luigi. Le regioni devono raccattare soldi e le auto sono tante e gli automobilisti purtroppo sono sempre singoli. Mi sono sempre definito uno dei singoli imbecilli che parla tanto e fa poco. Noi come CP stiamo facendo tanto, come Automobile Club Padana stiamo facendo tantissimo ancora oggi, dove
magari abbiamo capito e imparato che lavorare in silenzio si riescono a ottenere risultati maggiori. In passato andavamo in piazza, in passato organizzavamo manifestazioni, organizzavamo proteste, facevamo casino. Abbiamo visto quanto ci è costato. Cioè, io ne parlo. La pausa. Sì, pausa pubblicitaria. C'è una pausa, Claudio. Diamo la parola a Radio Libertà perché ci faccia la pausa. Poi nella seconda parte termini poi il tema che stai trattando. A voi studio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Di nuovo a voi la linea e c'è Arturo Calligaro in linea con noi. Grazie. Allora, Claudio, poi abbiamo Arturo con lui in collegamento. Quello che ti dicevo è che se la macchina è la macchina, non importa chi la guida, come la guidi, dove la guidi, perché comunque le regole sono uguali per tutti. La patente devono averla tutti, le leggi le devono tutelare tutti. Cioè, non vedo io perché a Trecate sì, a Vercelli no, a Novara sì, a Gagliate no. Cioè, non so se forse mi sto spiegando, si sta generalizzando e generalizziamo le cose, perché giustamente è un disastro, Claudio, sia per dire dove devono andare ad assicurarsi, sia per dire come devono fare per non pagare il bollo, sia per dire dove devono andare a rivedere la revisione, eccetera. Cioè, ma non è più vivere questo è un danno. Vai Claudio, che poi ti saluto e facciamo parlare Arturo. Grazie, però Claudio non era accettato. Sabato prossimo, Claudio, ti divertirai nella prima parte, anche forse nella seconda, con l'ingegner Diego Cudia, al quale adesso in Inghilterra e dove si trova, ti porterà i risultati di quello che sta succedendo. Vai Claudio, vai. Io penso che dovremmo parlare anche in una delle prossime trasmissioni delle nuove patenti, della nuova legislazione e regolamentazione sulle patenti, perché anche lì Salvini sta facendo una serie di cose e mi sento buono oggi a chiamarle cose, e che renderanno molto più complicato a rinnovare la patente più che avere la patente. Quindi io sto pensando seriamente di fare la conversione della patente in un altro stato, per esempio per averla eterna, per averla per tutta la vita e non con scadenza ogni 10 anni, come succede in alcune nazioni. Anche queste sono delle differenze in Europa molto interessanti. Sì, Luigi, c'è molto che sta cambiando nel nostro settore, di argomenti ce ne sono tanti, di confusione ce n'è tantissima, di incompetenti purtroppo che decidono ce ne sono tanti, e noi dobbiamo spiegare come fare a sopravvivere in mezzo a questa burocrazia, te lo confermo. Se dovete iscrivervi alla CP, dammi questi secondi che sono importantissimi. Scrivete il modo più veloce, più semplice, più immediato per dare avere informazioni è il numero WhatsApp che stiamo utilizzando, che sta funzionando benissimo, che è il 320 9505 831.
magari non vi rispondono dopo un minuto, ma stiamo vedendo che i soci che ricevono il PDF della tessera, quindi la tessera in tempo reale e non più aspettando i biblici tempi postali. Dobbiamo aprire una parentesi sulla posta, ma ci vuole un po' di tempo, lo faremo magari in una prossima trasmissione. Purtroppo stiamo dismettendo tutto quello che noi spedivamo perché ci torna tutto indietro. Le poste sembra che non spediscano più. Torna tutto indietro come sconosciuto o non trovato o trasferito, traslocato, e noi abbiamo speso un mare di soldi per mandare le tessere ai soci che poi si lamentavano che non gli arrivavano. Adesso abbiamo fatto in modo differente, abbiamo organizzato tutto il sistema per mandare tutto molto velocemente agli iscritti. Lo stesso file può essere girato subito alle assicurazioni per avere le polizze, quindi è nel formato giusto, e quindi pensiamo di aver fatto un salto qualitativo importante. E quindi mi raccomando, 320-9505-831 per iscrivervi o per avere informazioni sull'ACP, e cercatemi, mi trovate, se avete voglia sui social ci trovate, e sarà un piacere darvi tutte le risposte del caso. E poi ci sentiamo qui in questa trasmissione. Ciao Arturo. Ciao Claudio, buona domenica, buona giornata. Va bene, allora grazie Claudio, ci sentiamo sabato prossimo, così saprai poi cosa ti dirà anche l'ingegner Cuglia e così poi decideremo. Allora adesso nella seconda parte, caro Arturo, tu non sarai tanto di meno perché dovrai dare spiegazioni di quello che sta succedendo e te ne accorgi a noi. Perché per esempio, caro Arturo, a Torino con la ZTL le corsie riservate 700 multe al giorno, però pensa Arturo, 698 pagano e 2 su 100 vengono da noi a fare ricorso. Cioè, a bel momento Arturo, qui ti vuole un risultato politico. Sei il nostro rappresentante politico più importante di Torino, Piemonte e Bucalieri, quindi decisioni politiche, che sia uno sia l'altro, non ce ne frega niente. Noi abbiamo da tutelare i cittadini, non il politico X o Y. Secondo, e questo è importante, di ieri sera questo Arturo, dove dice che ci sono 700 multe al giorno. Poi per esempio il DUC non puoi più farne a meno, spiegagli perché devono averlo e perché bisogna avere il documento unico graduale. Poi ancora abbiamo l'Alcoloc, che è quello per evitare, come diceva prima Claudio, riguardo anche il divieto della patente, perché con l'Alcoloc forse eviterai di perdere la patente, perché qui dice Arturo che è negato il rinnovo della patente dopo questa età e tutti gli italiani anziani entrano in aree pensionati perché hanno possibilità di problemi di salute, rinnovo per le visite mediche eccetera. Cioè sta diventando peggio che una laurea per laurearti, non so, in medicina o in architettura come hai fatto tu, Oppure adesso c'è anche questa storia, spiegala tu che sei in giro in montagna al mare, pare che guidare l'auto con infradito, ciabatte o scalzi è legale. Vuoi dare tu spiegazioni? E grazie per aver accettato Arturo, vai. Sì, ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori. Volevo solo fare un inciso su quello che ha detto Claudio. In Europa si è bloccata la produzione dal 2035 dei motori tecnici, sì. Però stranamente, e chiunque giri per le strade trova un parco macchine di auto cinesi con delle sigle sconosciute, delle marche strane, mai sentite. Perché? Perché mentre in Europa le fabbriche devono pensare che non possono più produrre e vendere motori termici se non pagando una sanzione, in Cina questo vincolo non c'è.
quindi anche al 2035 continueranno a produrre auto a motore termico. In Cina ovviamente se ne fregano delle sanzioni della UE e quindi è un altro favore che noi abbiamo fatto alla Cina in questo contesto, perché non hanno pensato, chi ha deliberato di bloccare la produzione delle auto con motore termico dal 2035, quello che succede nel mondo. Nel mondo c'è qualcuno che non aspetta altro che le politiche rinunciatarie dell'Unione Europea provochino e portino vantaggio per qualcun altro che non è soggetto a lacci e lacciuoli. Quindi un'autoflagellazione dell'Europa anche in questo contesto. Quindi noi avremo che non potrai usare le macchine vecchie perché ci sono i blocchi, l'Euro 5 è stato spostato di un anno, ma rimane in campo tutto il parco automobilistico Euro 3, Euro 4 di gente che non può permettersi di comprare un'auto nuova e non può permettersi un'auto elettrica, con le considerazioni che faceva Claudio. Quello che invece riguarda il problema che hai esposto tu delle sanzioni per ingresso nel centro storico e delle 700 sanzioni, mi sembra strano che sia solamente il 2% che non paga, perché in altri comuni la statistica di chi non paga queste sanzioni elevate tramite strumenti elettronici è ben più alta, no? Si arriva al 30-40% di persone che non pagano le sanzioni per le infrazioni. E questo fa parte di quel progetto, di quella guerra all'autovettura che una certa ideologia ha messo in campo, quindi tutto è lecito per fare in modo che la gente sia incentivata a usare l'autovettura elettrica. In città tu devi usare solo i mezzi pubblici, monopattini, biciclette e biciclette elettriche. Quindi l'indirizzo è questo e tutti i modi sono leciti per far sì che ci sia questo deterrente dell'elettrica. Questi punti di rilevazione, queste porte che in qualche modo leggono le targhe per chi entra nelle ZDL fanno il paio a quelle altre che tu ricordavi qualche trasmissione fa, che vogliono fare un quadrilatero molto a Torino, molto più ampio, con la lettura delle targhe e la verifica se tu hai la macchina Euro 3, Euro 4 o Euro 5, Euro 6, e anche in quel caso la contravvenzione viene elevata da remoto. Quindi questi portali, ancora, porteranno a rimpinguare le tasse del Comune di Torino per consentire appunto di far quadrare i bilanci con la scusa dell'automobile e con l'ideologia green che è imperversa. Per cui non dobbiamo stupirci di queste cose, però c'è una considerazione da fare, Luigi. Queste cose sono fatte da politici votati dai torinesi, quindi se i torinesi hanno votato questa classe politica, non è che questa classe politica sia impazzita improvvisamente, aveva programmato e sui programmi elettorali c'erano proprio queste proposte. Mentre per quello che riguarda le autovetture storiche, quello che è l'argomento che hai affrontato prima, il bollo sull'autovettura storica dura molto di più che non un mutuo sulla casa. Per la legge italiana un mutuo non può essere fatto per più di 20 anni, se non in determinate condizioni, perché dopo 20 anni è ovvio che si perde, cadono in prescrizione tutti i debiti, no? Mentre l'unico che non cade mai in prescrizione è il bollo sull'autovettura. Tu hai pagato per 30 anni il bollo
pensa un po' se non hai ripagato come il mutuo che ha ripagato la casa, pensa se tu non hai più ripagato interamente la tua autovettura. Poi fa specie anche la distinzione tra auto vecchie e auto storiche. A mio giudizio, in uno Stato civile, in uno Stato liberale, non dovrebbe esserci questa distinzione, perché tu sai benissimo, lo vediamo tutti i giorni, quanto costa mantenere in efficienza un'auto di una certa età, se la vuoi mantenere in efficienza. Se la vuoi trasformare in storica, costa ancora di più, perché devi prendere i pezzi garantiti, non possono essere pezzi di ricambio presi così o rifatti, ma devono essere autentici, e tutto quello che ne consegue. E l'incongruenza è quello che tu devi passare obbligatoriamente da uno dei registri storici. Cioè non basta che la tua auto abbia più di 30 anni, ma per avere l'esenzione, per ritornare a quello che dicevi tu, deve essere iscritta in un apposito registro. E questa è un'altra anomalia italiana. In Italia abbiamo messo gli ordini professionali, abbiamo gli ordini professionali che sono delle caste che tutelano solo ed esclusivamente gli iscritti, mentre negli altri paesi questo non esiste, non esistono le caste. Esistono, e noi abbiamo creato la casta del registro storico, che devi passare solo da alcune associazioni, e associazioni che poi sono private, per cui non c'è neanche una tutela da parte del cittadino che all'interno di queste associazioni tutto si svolga democraticamente, e quindi rimane anche qui il dubbio e il sospetto che si voglia in qualche modo erodere anche in questo caso, penalizzare chi ha l'auto vecchia, magari non storica, e soprattutto fare un po' di cassa, come l'argomento delle patenti che dovremmo affrontare in un contesto molto più ampio e molto più Certo. Il mio pensiero è questo, Luigi. Però c'è un'altra cosa. Io vorrei da te spiegarmi come mai c'è questo foglio che adesso leggo e io non riesco a capire da dove arriva e per quale motivo viene scritto. Vorrei da te un giudizio tecnico e poi soprattutto politico, perché qui dice Arturo, occhio, ulteriori 70 euro mensili da pagare. È stata approvata, dice, la nuova tassa che andrà versata in modo obbligatorio dai cittadini e che va a sommarsi e non a sostituire le altre. Cerca di capirmi. Se pensavamo che il periodo della Pasqua sarebbe stato roseo per tutti noi, ci sbagliavamo, almeno non per chi guida un'auto. Sì, perché è arrivata la nuova tassa da circa 70 euro, per la precisione solo 66 euro, che si aggiunge a quanto già in altra forma e in altre entità andremo a pagare. E dunque peggiora il quadro di chi deve mettere mano in modo già abbondante al portafogli per far fronte alle esposizioni relative alle auto. Ecco perché quando poi verrai in ufficio dovrei spiegare di cosa si tratta, Arturo. Io te lo leggo, tu prendi nota. Quello di cui stiamo parlando è una forma persino più sinuosa, ma in termini spigolosi di tassazione, ovvero quello di cui stiamo parlando non è tanto diverso dalle altre tasse a cui siamo esposti, ma la vera differenza è che dal punto di vista formale non si tratta di una vera e propria tassa così come la si intende
dal punto di vista legale, lessicale e normativo. Semmai potremmo definirla come l'aumento. Ecco, ma da dove arriva? Perché? Cosa vuol dire? Secondo te, Arturo, che sei un esperto, cosa dice alla gente che ci ascolta? Che risposta daremo quando verranno al pomeriggio a parlare proprio con te, Arturo? Vai. Sì, un altro escamotage per quello che diceva Claudio, per incrementare la burocrazia nel nostro paese. Anziché semplificare le norme, si accentuano e si intensificano. È una maniera subdola per sostenere e finanziare la burocrazia, perché è praticamente un introito nuovo per lo Stato e per le amministrazioni, per poter in qualche modo garantire il mantenimento di un apparato burocratico che è autoreferenziale. Cioè noi dobbiamo incrementare le imposte, le accise, i bolli e quello che più di suggestivo esiste in Italia, per poter mantenere una cerchia di persone che controllano chi paga questi, chi non li pagano, e studiarne sempre di nuove. Quindi sì, è una cosa infida, una cosa insidiosa che è entrata tra le pieghe di qualche altro aspetto. Perché come tu sai, quando vengono varate le leggi e le norme, poi all'ultimo momento i burocrati curano la stesura e la formulazione di una norma. Magari qualche funzionario ha pensato bene che era l'occasione per poter in qualche modo spillare un po' di soldi dalle tasche dei cittadini in un modo elegante, e quindi ha pensato questa cosa contorta che non è ben comprensibile alla massa dei cittadini. Ma oramai si fanno le norme che vengono capite e vengono in qualche modo illustrate in modo che i cittadini non capiscano nulla. L'esempio è quello che ricordi tu, no? La modifica delle norme, la modifica dei bolli sulla patente, la modifica costante delle revisioni delle autovetture da 10 anni, 5, 4, 3, 2, cioè tutta una serie di fattispecie che costringono il cittadino a rivolgersi a qualche esperto per poter interpretare la legge. Lo vediamo nei bilanci, ma lo vediamo nella denuncia dei redditi che tutti gli anni i cittadini devono fare, dove ci sono 80 pagine di istruzioni per poter compilare un modulo di 4 pagine. Allora, in questo paese la prima riforma sarebbe da fare è quella della riforma della burocrazia e dello snellimento burocratico e la riduzione di tutte le imposte, delle numerose imposte che riguardano lo stesso bene. Cioè il bene casa non deve avere l'IRPEF, la tassa rifiuti, l'IMU. Dovrebbe, come succede in altri paesi, una tassazione concentrata in un'unica imposta calcolata dallo Stato, che ti manda a casa la cartella esattoriale annuale di tutto quello che devi pagare e buonanotte. Dovrebbe essere anche così per l'autovettura, visto che abbiamo tutti il grande fratello e sanno tutto della vita di un'automobile, sanno di chi è, gli spostamenti che ha fatto e tutto quanto, dovrebbe arrivare a casa una cartella dove tu in qualche modo paghi sia le tasse sull'assicurazione, il bollo di circolazione e la tassa sulla revisione e la tassa sulla patente e tutti i vari rinnovi in un unico documento uguale per tutti. Tu all'inizio ti lamentavi come mai alcune regioni tipo Lombardia e Piemonte hanno delle esenzioni diverse dagli altri paesi, perché questo è frutto di un federalismo fatto male. Federalismo fa ridere chiamare federalismo questo, no? Perché la prima idea, quando doveva essere proprio un effettivo federalismo,
e di dare risorse proprie agli enti locali. Quindi le regioni dovevano avere gli introiti per l'IVA, le province dalle tasse sull'automobile e i comuni le tasse dalla casa. È stata una riforma monca e quindi è rimasta un po' anomala il fatto che io, se immatricolo la macchina, ad esempio a Torino, pago di più di quello che immatricola la macchina a Cuneo, perché la provincia di Cuneo impone ad esempio imposte minori sulle autovetture e quindi le grosse concessionarie vanno a immatricolare nelle province dove pagano di meno. Abbiamo creato anche una concorrenza per il pagamento delle imposte e abbiamo gli assurdi che se io abito a Napoli l'assicurazione la pago 4 volte di uno che ha l'autovettura, che ne so, a Macerata. E allora queste discriminazioni tra cittadini sono state create proprio da questo falso federalismo che si è voluto mettere in campo, un federalismo che non è compiuto e che a questo punto dovrà trovare una soluzione, perché oramai le regioni hanno poche competenze e l'autonomia che si sta varando modificherà questa cosa a vantaggio delle regioni, perché adesso le regioni l'80%, 80-90% del bilancio, e tu lo sai benissimo perché hai fatto il consigliere regionale, è dedicato alla sanità. Quindi per tutte le altre competenze è rimasto il 20%. Allora quando fanno i bilanci le regioni devono per cercare di garantire almeno la copertura delle spese sanitarie e quindi alcune regioni non possono adottare, che magari hanno dei bilanci non molto equilibrati, e proporre delle esenzioni per alcune categorie. Questo appunto sarà da rivedere in un prossimo futuro, perché è un'ingiustizia, sono ingiustizie tra le tante che esistono in Italia e soprattutto che non danno autonomia a degli organi votati dai cittadini e che senza questo non avrebbero addirittura senso. Io non so, Luigi, se tu sei d'accordo. Ti rubo un secondo perché manca poco alla chiusura, ma Arturo, ma le accise chi è che le decide? Perché il prezzo dei carburanti in Piemonte, 20 luglio, quindi non chissà quando, benzina, diesel, GPL, metano. Allora, grande Arturo, i prezzi dei carburanti in Piemonte mostrano una situazione variegata, con la benzina che va a 1,714 al litro, il gasolio 1,659, il GPL a 0,681 e il metano a 1,445. Quindi questi valori sono influenzati da diversi fattori, tra cui le accise e le quotazioni internazionali. Ma tu che sei non più a Torino, adesso sei fuori, com'è lì? Quanto costa? Come sono le accise lì? Perché qui il self 1,774, gasolio te l'ho detto 1,659, GPL servito 0,681 e metano servito 1,445. Cioè, ma di queste accise, sì, abbiamo quasi finito, grazie. Le accise, secondo te, come dobbiamo risolverle? Manca un secondo, Arturo, poi chiudiamo. Sì, è un argomento che deve essere affrontato. In campagna elettorale si era ventilata un'ipotesi di ridurre appunto il carico fiscale, perché il prezzo della benzina è costante, perché i produttori hanno un prezzo e poi ogni regione, in ogni parte d'Italia, le accise variano inspiegabilmente, perché io non capisco perché qualcuno deve pagare la benzina meno, se no facciamo i frontalieri nelle zone di confine, si va a fare la benzina nell'altra regione o nell'altro stato per pagarla un po' di meno. Anche in questo caso il governo dovrebbe intervenire a uniformare un po' questa giungla,
perché è l'unico bene che non ha un libero mercato, perché la maggior parte del costo di questo bene è fatto dalle tasse, per cui anche questo lo approfondiremo in un prossimo futuro per vedere, fare alcune proposte migliorative. Io adesso saluto gli ascoltatori, li ringrazio dell'ascolto, ringrazio la regia e un abbraccio a te Luigi e a risentirci sabato prossimo. Buona giornata. Certo, grazie Arturo, un bacione a te e a tutti i nostri nipotini, ringrazio Radio Libertà e soprattutto Sveva e ricordo il nostro motto: noi siamo a Loli, via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16, chiamate 328 07 15 232. Il nostro motto comunque serve per tutti: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un forte abbraccio a tutti e forza Sveva, ci sentiamo sabato prossimo. A voi tutti un forte abbraccio, buon divertimento, grazie. Radio Libertà. Avete ascoltato Filo Diretto.